Genova Calcio e Cogoleto sono tanto vicine in campionato, solo 4 punti a dividerle, quanto lontane nei pronostici per il match odierno. La squadra di Maisano in maglia biancorossa ha ottenuto quasi tutti i suoi punti proprio qui all'Italo Ferrando di Cornigliano. Viene da 2 vittorie di fila che l'hanno rialzata dalla zona calda e non subisce gol da ben 240 minuti. Altra storia per il Cogoleto, divisa blaugrana, alla ricerca disperata di punti in trasferta che mancano dal 9 ottobre. Il Genova Calcio parte più convinto, ma la prima occasione è creata dal Cogoleto. Ceccarelli in mezzo a 2 libera Cravioto che prova a sorprendere Grosso sul primo palo, ma il portiere è attento. Ceccarelli conferma il suo grande inizio di gara scattando su un contropiede al 17esimo, liberandosi del suo marcatore con una sterzata degna di un certo principe e freddando Grosso con il mancino per l'inaspettato 1-0 ospite. La squadra di Maisano non accusa il colpo e si fa viva dalle parti di Mancuso con l'assist di Bevegni per raso e il diagonale che viene respinto e appena più tardi con la battuta da fuori area dello stesso Bevegni che sorvola la traversa. Ma anche Bevegni è in stato di grazia e lo conferma al 30esimo quando riceve un cross da sinistra, si gira in un amen e la infila di sinistro sotto l'incrocio. Grandissimo gol del numero 8 al suo secondo sigillo stagionale. Il Genova Calcio preme sull'acceleratore alla ricerca del vantaggio. Traversone di Rossi, raso e da solo sul secondo palo ma alza clamorosamente la conclusione. Ma al 43esimo i genovesi rimettono il match in discesa. Una mischia dopo un cross da sinistra porta 2 volte al tiro Corallo. Dopo altrettante ribattute la palla finisce a Matteo Rossi che è una sentenza e la gira nell'angolino. Gol forse ancora più bello del precedente, il sesto per Rossi e primo tempo che va in archivio sul 2-1. Malgrado le pochissime proteste del Cogoleto però sembra che sul cross precedente a quello che ha fruttato il gol ci sia un tocco di mano di un giocatore del Genova Calcio prontamente catturato dal replay di Daniele Orlandi. L'azione quindi probabilmente andava fermata ben prima del gol di Rossi. Il periodo di riposo delle due squadre si prolunga ben oltre l'intervallo. Per vedere un'altra occasione bisogna infatti attendere il 66esimo quando Rossi prova a sorprendere Mancuso spedendo di poco a lato un tentativo di gol dell'anno da dietro la metà campo. Al 71esimo dopo un rilancio di Grosso Sbravati si ritrova da solo in area e indovina l'angolo che chiude i conti. 3-1 per i biancorossi e secondo centro stagionale per la punta. Un rilancio di Grosso e una torre di Rossi liberano al tiro nuovo entrato Memoli che prova ad arrotondare ulteriormente il punteggio ma trova un attento Mancuso. Il Cogoleto non è riuscito a rialzarsi dopo essere passato in svantaggio. L'unica occasione di tutta la ripresa è un tiro da fuori di Foti, facile preda di Grosso. Il suo rilancio successivo per Rossi è perfetto e il centravanti dimenticato dalla difesa ospite va a sfiorare la doppietta personale. Non c'è più tempo e l'arbitro Pedemonte Castaldo di Genova fischia alla fine. Con questi 3 punti il Genova Calcio tocca quota 18. La terza vittoria consecutiva dei ragazzi di Maisano certifica il buon momento di una squadra che ora può rientrare in piena corsa per i playoff. Per il Cogoleto invece continua il periodo no in trasferta.